al di là dell'impresa di Lisa, che ha comunque un percorso incredibile e assolutamente che richiama tutta la mia stima a livello sportivo. Mi aggancio a questo per dire quanto stiamo vivendo una stagione a livello sportivo sia sul territorio del comune di Udine sia in regione veramente florida, perché abbiamo negli ultimi 2 anni ricevuto dallo sport locale delle soddisfazioni notevoli. Abbiamo visto, non ultima, la vittoria della Coppa Italia delle ragazze del basket, sì. Sport che sta regalando grandi soddisfazioni, perché abbiamo qua un triangolo tra Udine, Cividale e Trieste che sta dando un traino importantissimo allo sport di base e che noi intendiamo assolutamente sostenere con diverse iniziative, sia a livello di impiantistica, sia a livello di progettualità, non solo per il basket ovviamente, ma anche per quanto riguarda tutte le altre discipline che nel momento post-pandemico si sono assolutamente mostrate molto attive, anche perché devono scontrarsi in questo momento con una fase transitoria, vista la nuova riforma dello sport che richiede loro di trovare delle risorse e la ricerca di un percorso identitario diverso che vada insomma ad avere un po' di visione per quello che sarà il lavoro sportivo. Quindi diciamo che siamo in fermento totale in questo momento.